Felluga, la presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Elda, cosa rappresenta per lei spirito di vino? Ma io credo che la parola di per sé, spirito, dica tutto. Esprime passione, esprime in questo caso anche quello che il vino alle volte deve assolutamente creare, il sorriso, la convivialità, lo stare bene insieme. È la 11ª edizione, abbiamo raccolto oltre 5.000 vignette provenienti da tutto il mondo che attraverso proprio la satira, attraverso la matita intelligente di questi giovani sono riusciti a dare una rappresentazione completa di quello che può essere il nostro mondo, alle volte piacevole, alle volte graffiante, alle volte polemico, insomma questa è la satira e siamo ben felici di essere arrivati proprio all'11ª edizione, quindi lunga vita Spirito di Vino e un grazie veramente a tutti quelli che hanno collaborato e che hanno sostenuto questa iniziativa. Bene, ricordiamo inoltre che Spirito di Vino è solo una delle tantissime attività e manifestazioni che organizza il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Certamente, perché vorrei ricordare forse quella più ufficiale, quella più conosciuta, perché ormai è una lunga storia alle spalle ed è proprio Cantine Aperte che si svolge l'ultimo weekend di maggio e coinvolge non solo la regione Friuli Venezia Giulia ma tutta l'Italia, quindi oltre 1.000 le cantine che si aprono agli appassionati e soprattutto oltre 120 cantine qui in Friuli Venezia Giulia. Il vino è cultura, il vino è conoscenza di un territorio e in fondo questa è la filosofia del Movimento Turismo del Vino. Inoltre proprio per avvicinare anche i giovani ci sono questi corsi proprio di avvicinamento al vino, corsi appunto che si chiamano Spirito di Vino e altre iniziative, la prossima per esempio a novembre in occasione del San Martino avremo questo San Martino in cantina che potrà essere comunque l'appuntamento autunnale dedicato ai vini novelli e ai grandi vini da degustazione come i grandi rossi che anche il Friuli sa produrre. Bene, un calendario bello pieno allora. Sì, direi un calendario pieno e soprattutto la possibilità di venirci a trovare guidati comunque dal Movimento Turismo del Vino che vi farà conoscere le eccellenze della nostra regione sia dal punto di vista enologico che dal punto di vista del patrimonio diciamo gastronomico che questo bellissimo territorio può offrire. Bene, grazie mille, vi aspettiamo tutti in Friuli Venezia Giulia.